Radio Magica presenta Oggi niente zuppa. Una storia di Maria Elena Porzio ispirata alla leggenda dei fagioli usati come sistema d'allarme nelle gallerie sotterranee di Palmanova. Anno del Signore 1670. Mentre fuori il sole splendeva alto sulla piazza di Palma, sottoterra un gruppo di soldati si muoveva cauto nel buio delle gallerie. I veneziani avevano dato l'ordine di scavare altri tunnel. Il sergente teneva la torcia davanti al naso per capire dove metteva i piedi. Gli altri del gruppo lo seguivano con pala e piccone sulle spalle. Chiudeva la fila il giovane Tommaso, che era anche il tamburino della truppa. «I veneziani sono stati proprio geniali», disse uno dei soldati. «Hanno costruito 2 cerchie di mura e preso tutte le precauzioni possibili». «Eppure c'è ancora qualcosa che non mi convince», replicò il sergente. «E se il nemico arrivasse da fuori attraverso altre gallerie? Se ci cogliessero di sorpresa? Io penso che dovremmo escogitare un sistema di allarme». In effetti, da qualche settimana girava voce che gli austriaci stessero scavando proprio sotto la città per piazzare dell'esplosivo. Se ci fossero riusciti, Palma sarebbe saltata in aria come un petardo. Boom! Gli Asburgo non sono così furbi, pensò Tommaso, ma senza troppa convinzione, perché quelle parole gli avevano messo un dubbio in testa. E se il sergente avesse avuto ragione? «Dobbiamo trovare il modo di sentirli», disse uno dei soldati, battendo il piede sulla terra umida. «Ma il problema è che qui sotto il suono si perde nel buio». Tommaso ebbe un'idea. «Forse non serve ascoltare», disse. «Forse il suono possiamo vederlo». «Ma sei impazzito? Come si fa a vedere un suono?» sbottò il sergente. «Con un tamburo e dei fagioli secchi», rispose il ragazzo. I soldati scoppiarono a ridere. «Un allarme a base di fagioli! Ma che idea strampalata! E poi noi che cosa ci mangiamo a mensa?» E ancora giù a spanciarsi dalle risate. «Non c'è niente di buffo. Se qualcuno scava, il terreno vibra e i fagioli sul tamburo tremano», disse il giovane. Il sergente aggrottò la fronte. «Fermi tutti! Il ragazzo potrebbe avere ragione». E poi, rivolgendosi a Tommaso, aggiunse: «Se funziona, sei un genio, ma se non funziona, ti faccio mangiare i fagioli uno a uno». Organizzarono la prova quella notte stessa. Il sergente mandò 2 soldati all'esterno delle mura verso il fossato con l'ordine di iniziare a scavare nel punto indicato. Nel frattempo, in galleria, tutti fecero silenzio. Il tamburo fu posato sul terreno. Tommaso vi sparse sopra una manciata di fagioli bianchi. Attesero. Per qualche minuto non accadde nulla. Poi d'un tratto i fagioli iniziarono a vibrare. All'inizio sobbalzavano leggeri sulla pelle del tamburo, come presi da un brivido, poi sempre più forte, sembrava stessero danzando. Il sergente sgranò gli occhi e trattenne il fiato.
Funziona! Per tutti i diavoli! Funziona davvero! Fu così che si diede l'ordine di piazzare in ogni galleria tamburi e fagioli in abbondanza e naturalmente il tamburino Tommaso venne premiato come inventore dell'allarme più geniale che i veneziani avessero mai avuto. Il sistema era davvero preciso, semplice ed economico. Avrebbe tenuto lontano il nemico con un solo inconveniente. Per settimane, in mensa, comparve un cartello che diceva: «Oggi niente zuppa di fagioli».